Come nasce una scultura? Diciamo che io opero in tecnica diretta, nel senso che la scultura in legno e anche quella in pietra che faccio è una scultura per cavare. Si parte sempre da un'idea, da un disegno che può riallacciarsi al discorso della pittura, può essere anche inserito appunto nei cicli che si parlava prima, oppure può essere anche una cosa che esce di getto e che magari dà inizio a una ricerca o a qualcosa. Per esempio in questo caso qua non c'era un disegno preciso. Ho iniziato sbozzando una figura e dopo i primi tagli ho intravisto invece un'altra possibilità e ho cambiato completamente idea ed è venuta questa figura qua che mi ricorda, almeno a me, un po' come i vecchi capolettera che facevano i monaci nelle loro copie, gli amanuensi, no? E sempre fa parte del ciclo degli oceani e la scultura inizia con una sbozzatura che si fa, diciamo, con la motosega e con altri strumenti, diciamo, elettrici che aiutano a sveltire il lavoro, e dopo si comincia a lavorare con i ferri, cioè con gli scalpelli, e si porta alla finitura che si vuole. A quel punto lì dopo io normalmente dipingo le figure, come si può vedere, per cui il colore per me è importante perché chiude, diciamo, un po' la figura e mette l'accento sulle varie parti che la compongono, no? Ad esempio questa che figura è? Questa qui è una sirena, fa parte del ciclo delle polene, comunque legato sempre al discorso degli oceani, il rapporto tra uomo e acqua, una figura dell'acqua. Diciamo le polene sono? Sì, le polene sono queste figure che venivano poste davanti ai galeoni, no? Erano delle figure di legno che di solito erano un po' una guida nell'avventura e diciamo così, anche nel viaggi che compiva l'uomo sul mare. Fin dall'antichità erano un segno di auspicio, una protezione, no? La polena è proprio un po' un simbolo della scultura lignea, legata al mare, essendo che il ciclo degli oceani si occupa anche del rapporto con il mare, sicuramente era una cosa che mi interessava. Chiaramente non è che queste possono essere messe davanti alle navi, non si usa più, però l'idea un po' romantica, un po', diciamo, anche poetica di questa protettrice, insomma, no? Con cosa colori il legno? Diciamo che le cose ottimali non devono andare a contrastare con l'essenza. Per esempio il cedro è un legno molto difficile da dipingere perché si difende coi denti, continua a buttare fuori resina anche dopo anni, per cui le cose migliori sono le tempere antiche, quelle a base di calce, oppure tempere, diciamo, che lasciano respirare il legno. Non può essere dipinto con vernici o con olio sintetico, eccetera. Mentre magari un altro legno, non so, un rovere oppure un legno d'albero da frutto, che è quasi un peccato dipingere per la bellezza dell'essenza del legno, però può essere anche lavorato con altri tipi di colori. Per esempio questa è a tempera, perché questo qui è un cirmolo. Il cirmolo è il legno del pino cembro, è per eccellenza, diciamo, il principe delle essenze per intaglio. C'è un legno che tu preferisci scolpire? Diciamo che il cedro mi piace molto perché ha il giusto rapporto di durezza e anche di possibilità di avere volumi grandi nel tronco. Se posso evito di fare i montaggi, anche se in passato ne ho fatti parecchi, e anche questa figura dietro che sto lavorando è un olmo inglese, è molto duro, e intanto è una testa, poi chissà troverà un corpo, girerà per lo studio un po', come mi piace tante volte scherzare su questo, perché l'appoggio di qua, l'appoggio di là, finché trova magari la sua collocazione, oppure può rimanere solo una testa.
Mentre quest'ultima opera... Sì, questo è anche un pinocembro, anche questo qui, Cirmolo. Questo qui è un lavoro che fa parte anche indirettamente del ciclo degli oceani, perché questa qui è Amalia Earhart, che è stata la prima trasvolatrice atlantica, per cui anche qui ho giocato ironicamente sull'aviatrice, per cui è sulla sua idea. L'anatra rappresenta la trasvolata perché le anatre migrano, e anche qui l'interesse era per creare sempre un distacco tra una rappresentazione che non è realistica spinta, però è riconoscibile, e però che apre a una possibilità differente di interpretazione. Anche qui però gioca il fatto del rapporto dell'uomo con la natura, come la sirena e il pesce, l'aviatrice e l'anatra. Partecipi a simposi di scultura? Sì, ho partecipato a diversi simposi subito dopo l'Accademia, per cui dal 93-94 fino ad oggi, sia in marmo che in legno. In realtà è stata la mia scuola per quanto riguarda la tecnica della scultura, perché in Accademia ho fatto pittura e dunque mi sono formato soprattutto imparando da artisti di tutto il mondo che ho incontrato in queste manifestazioni, che sono a mio avviso, se ben strutturate, sicuramente le migliori possibilità di confronto, e anche per la gente che può vedere come nasce un'opera, come si sviluppa. E sono anche delle sfide perché il tempo è limitato, bisogna molte volte lavorare con un po' di pressione e ci si forma bene. La cosa interessante è che c'è molta solidarietà, per cui ci si aiuta molto. Se ho bisogno di aiuto dovrò prima darlo per poi riceverlo, per cui se quello che lavora vicino a me ha bisogno di una mano per spostare il blocco o il tronco, o se gli manca un attrezzo eccetera, io sono disponibile, poi quando servirà a me lo sarò anch'io. Questo qua è una cosa molto importante perché non crea rivalità. Sono anche delle situazioni in cui le amministrazioni o organizzazioni che hanno sperimentato di servirsene permettono di ottenere degli ottimi lavori a un prezzo molto basso rispetto a quello che si avrebbe nello studio, per cui una politica mirata potrebbe non solo mettere e costruire patrimonio artistico per una città o per un paese, ma anche sostenere la cultura, sostenere il lavoro degli artisti.